Arte e solidarietà è il felice connubio che da ieri e sino al 31 luglio prossimo anima una delle stanze dell'ex collegio dei Filippini di Agrigento, grazie alla mostra collettiva d'arte contemporanea curata dal critico d'arte Nuccio Mula. Io sono rimasto contento dopo aver visionato le opere, ci sono artisti di talento, ci sono artisti anche emergenti in par condicio che però mantengono dei livelli considerevoli, diciamo, tutto sommato. Non c'è questa grossa differenza tra il grande maestro e il giovane emergente e anche l'organizzatore, il dottore Caramazza, ha saputo scegliere bene gli artisti, i quali hanno fatto del loro meglio per presentare e donare le loro migliori opere. Quindi ho notato che ci sono ricerche materiche, ricerche sul figurativo, diverse tecniche dalla pittura all'incisione, alla grafica in genere. Ho notato anche molta creatività e soprattutto molto entusiasmo da parte di queste persone che considerano l'arte come servizio, in quanto arte, ricordiamolo, ha l'etimo di azione, quindi l'artista deve agire se c'è uno scopo benefico, tanto ben venga questo scopo benefico. Le opere donate da artisti siciliani parteciperanno ad un'asta benefica finalizzata alla raccolta di fondi per l'associazione Piera Cutino. I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione di un nuovo padiglione all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo per la cura dei pazienti talassemici. Lo scopo è sempre quello, portare avanti la campagna sul discorso promozione della Piera Cutino Onlus, l'associazione che si occupa di talassemia, di ricerca e per quanto riguarda l'assistenza degli ammalati e nonché questo grande progetto che è la costruzione, anzi la definizione del nuovo padiglione che è al Cervello, una bella struttura dove raccoglierà tutta la fase della ricerca e nonché gli ammalati e al terzo piano gli alloggi per i familiari degli ammalati di lunga degenza. Certo, ho coniugato arte e salute, perché sappiamo che l'arte comunque rigenera gli uomini, le persone, ci dà identità e la Sicilia è ricca di queste ricchezze, di queste identità. I quadri quindi andranno in beneficenza, verranno messi all'asta qui? Sì, ci sarà un registro, intanto tutti i visitatori potranno firmare il registro, potranno venirlo a visitare, si lancerà un prezzo base per tutti, poi ognuno se può, se vuole rilanciare, li lancia e quindi diciamo che è un'asta quasi autonoma, no? Adesso ci sarà il presidente dell'associazione, Sergio Mangano, il dottore Sergio Mangano, che ne darà poi le indicazioni più precise. Comunque l'iter è questo.